essere. Le ricadute politiche della tragedia di Genova, dibattito sulla nazionalizzazione della rete autostradale, intanto Salvini appoggia la proposta di Zaia di una holding del nord-est. Quali sono i rischi delle condizioni del ponte di Vidor su cui ha richiamato ieri l'attenzione il governatore? Siamo andati a vederlo e a capire dal sindaco e dalla gente cosa ci si aspetta per l'infrastruttura. Non valutato adeguatamente il rischio sismico per i ponti sulla A13, il Comitato No Terza Corsia presenta al Capo dello Stato Mattarella un ricorso contro l'allargamento dell'autostrada. Investito da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada, tragedia nella notte a Castretto di Villorba, 38enne muore durante il trasporto all'ospedale di Treviso. La Digos della Questura di Verona ha denunciato un 21enne per l'aggressione dell'11 agosto, la coppia gay in piazza Bra, al vaglio la posizione degli altri ragazzi del branco. Emergenza West Nile, cresce del 25% l'epidemia e Padova la provincia più colpita del Veneto. Il comune avvierà una nuova distribuzione gratuita di pastiglie antilarve nei mercati cittadini. Quasi 90 giorni di angoscia per la famiglia di Giocondo Ghirardo, svanito nel nulla durante una passeggiata nel Bellunese, ricerche sospese, la figlia lancia un appello su Facebook. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano le ricadute politiche della tragedia di Genova, è aperto il dibattito sulla nazionalizzazione della rete autostradale ed intanto per il nord-est il ministro dell'Interno Matteo Salvini appoggia la proposta del presidente della regione Luca Zaia di una holding autostradale del nord-est. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. Le divisioni politiche sulla nazionalizzazione della rete autostradale e ancora l'appoggio del ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ipotesi di holding autostradale del nord-est avanzata dal presidente del Veneto Luca Zaia. Infine Atlantia, la società che fa capo alla famiglia Benetton, è pronta a chiedere al governo i danni per le ricadute in borsa delle loro esternazioni successive al crollo del ponte Morandi. Il disastro di Genova sta producendo conseguenze a non finire. Gian Antonio D'Arè, segretario della Liga Veneta, prende le distanze da Zaia e si dice favorevole a una statalizzazione. Il governatore sul tema era stato molto prudente. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Zaia incassa invece da Salvini l'appoggio dell'idea di creare una holding autostradale del nord-est, rilanciata a più riprese dal governatore. Per Salvini i vertici di Atlantia ancora non si rendono conto della gravità di quanto è successo. Lo dice commentando la presa di posizione del CDA della società, che ha avviato verifiche sull'impatto che avrebbe un'eventuale revoca della concessione e sugli effetti delle ripetute esternazioni del governo. Gli investimenti di Autostrade per l'Italia sulla rete controllata sono al vaglio dell'ANAC, mentre viene presa in seria considerazione l'ipotesi di ingresso della Cassa Depositi e Prestiti in una holding che i Benetton già ipotizzavano di aprire a nuovi soci. Ed è stato proprio Zaia a richiamare l'attenzione del governo sullo stato del ponte di Vidor in provincia di Treviso, definendola un'infrastruttura strategica. Per la nuova viabilità dell'area servirebbe un investimento da 40 milioni, lo studio di fattibilità già esiste ma è fermo da anni. Sentiamo. Prima la tragedia di Genova, quindi il monitoraggio urgente chiesto dal Ministero su ponti e viadotti, poi l'appello al governo del presidente Zaia per un'infrastruttura strategica. E il ponte sul Piave, ai confini tra Pederobba, Valdobbiadene e Vidor, torna di stretta attualità. Di metterci mano si parla da tempo, il traffico d'agosto non rende l'idea del carico che queste arcate sopportano solitamente. Il sindaco di Vidor, Albino Cordiali, lavora da anni a una soluzione del problema. Essendo che ha più di 100 anni, costruite con le tecnologie di quei tempi, ora con i carichi che stanno passando sicuramente qualcosa c'è da rivedere, sicuramente da pensarci seriamente di cosa fare. Dagli ultimi dati rilevati in questo periodo, in questi mesi, si parla del 22-23% di carichi pesanti, quindi oltre 4.000 veicoli pesanti al giorno sopra il ponte.
Per il comune di Vidor, per la piazza di Vidor invece ne passano circa 16.000, in circa un 18% pesanti. Nel 2015 era stato presentato da provincia e regione lo studio di fattibilità per la costruzione di una viabilità alternativa con un nuovo ponte a est, proprio a Vidor. Costo circa 40 milioni, la cifra ribadita in queste ore da Zaia. Progetto rimasto nel cassetto con la riforma delle province, ma quanto mai urgente. Ci porta a vedere il ponte dal Greto del Piave, il sindaco. All'ultima piena del fiume era addirittura stato chiuso al traffico. Guardando bene il ponte noi vediamo che i pilastri hanno una certa consistenza, quindi molto solidi, però vediamo che lo spessore dell'arcata nel punto più alto, all'apparenza almeno mio da profano, vedo benissimo che è molto debole, quindi forse questo è il punto che diciamo critico di queste arcate. Va fatto un serio intervento di manutenzione, ma lo stanziamento più consistente va destinato altrove, ribadisce il primo cittadino. Mettere mano sicuramente per la manutenzione, per mettere in sicurezza sicuramente, però se dobbiamo spendere tantissimi milioni non vale la pena, è meglio costruire un ponte nuovo che collega direttamente la SP34 e la Feltrinea, tagliando fuori il paese di Vidor e anche la parte di Covolo, perché il Covolo è massacrato. Con questo sistema si può alleviare anche un po' il traffico della frazione di Bigorino di Valdobbiadene, perché anche là passa il traffico pesante e quindi si alleggerisce anche il traffico in quella zona. Sicuramente è un vantaggio per tutto il territorio. E a Vidor è attivo anche un comitato che chiede la dismissione del vecchio ponte e la costituzione di un nuovo attraversamento sul Piave per liberare il centro dal traffico pesante. Sentiamo. Per noi quasi quasi sarebbe bello che il ponte lo chiudessero, nel senso che prendessero altri provvedimenti, perché non è rafforzando il ponte che si risolve il problema di Vidor, bisogna un altro ponte, un'altra strada. Un ponte di oltre 100 anni, fin troppo sfruttato da una parte e un centro abitato massacrato dal continuo passaggio di mezzi pesanti dall'altra. L'attenzione richiamata dal presidente del Veneto Zaia su Vidor, alla luce della preoccupazione del Ministero delle Infrastrutture in seguito al disastro di Genova, torna a far sperare i cittadini che una soluzione ai loro problemi, pur se onerosa, venga davvero trovata. Costruire un nuovo ponte significherebbe sgravare il centro da tir, autocarri e trattori. Ci sentiamo in dovere di manifestare il nostro imbarazzo, perché la causa del nuovo ponte era data per persa, per cui a noi fa uno strano effetto approfittare di questo momento per riportare alla luce, all'attenzione di tutti questo problema. Sono circa 20 anni che esiste un comitato, 17 anni fa circa abbiamo raccolto quasi 2000 firme che sono state mandate in regione, alla provincia. I risultati non li abbiamo ancora ottenuti perché la pericolosità è sia del traffico veloce, del rumore, dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento atmosferico. Ultimamente abbiamo abbiamo richiesto un intervento e adesso aspettiamo fiduciosi che qualcosa possa accadere. Ben prima di Genova il comitato aveva interessato la regione, che aveva spiegato di stare già lavorando con il nuovo governo per il reperimento dei fondi per realizzare la nuova viabilità. Lo stesso sindaco Cordiali ha ripetutamente sollecitato con gli enti superiori una soluzione. Vivere in centro al paese è diventato impossibile. Costruire un nuovo ponte non significa eliminare il vecchio, significa fare in modo che il traffico pesante venga spedito via da Vidor, dal centro di Vidor. Sentiamo vibrazioni proprio, ci sono state delle scarpolature nelle case e poi oltre a proprio vibrazioni, noi diciamo sempre se viene un terremoto noi non ci accorgiamo perché si trema in continuazione. Ecco, senta, di notte succede che ci si risvegli anche per questi rumori di colpo. In attesa di interventi radicali i cittadini chiedono su questa strada provinciale piccoli accorgimenti, rilevatori di velocità, manutenzioni costanti dell'asfalto, altrimenti la vita qui è impossibile. Il disagio noi lo sopportiamo, però a questi livelli è impossibile insomma vivere qua, veramente. Io andrei via subito perché non so dove andare, ma... Infrastrutture del Veneto dunque sotto la lente di ingrandimento. Nel Padovano i comitati contrari alla realizzazione della terza corsia della 13 hanno presentato ricorso al Capo dello Stato. Sentiamo perché.
Nuova puntata nella battaglia del comitato No Terza Corsia contro l'allargamento dell'autostrada A13 tra Monselice e Padova. I componenti del comitato, infatti, hanno presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Secondo loro non è stato calcolato adeguatamente il rischio sismico e non sarebbero previsti interventi in caso di terremoto, soprattutto pensando alla stabilità dei ponti. La zona è poco rischiosa, affermano i residenti, ma ciò non significa che l'eventualità di una scossa di terremoto sia esclusa. Il comitato chiede la sospensione dell'esecuzione del progetto. La cronaca ora, tragedia della strada nella notte poco dopo l'una lungo la Ponte Bana a Castrette di Villorba nel Trevigiano. Un 38enne di origini marocchine residente a Zero Branco è stato travolto e ucciso da una vettura. L'uomo di origini appunto marocchine è morto durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è giunto senza vita. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Maserata, che hanno effettuato i primi rilievi sul posto dell'incidente, l'uomo stava camminando sul ciglio della strada ed è stato travolto da un'utilitaria. Purtroppo l'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ed ancora cronaca, perché la Digos della Questura di Verona ha identificato e denunciato il responsabile dell'aggressione omofoba ad una coppia gay avvenuta la sera dell'11 agosto scorso in piazza Bra a Verona. Si tratta di un 21enne di nazionalità romena ma residente a Verona, con numerosi precedenti per minacce e lesioni in ambito di bullismo, ingiurie, estorsione e rissa. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Al vaglio della Procura Scaligera anche il comportamento degli altri ragazzi del gruppo, tutti identificati ed incensurati. I due coniugi, un 59enne ed un 22enne residenti in provincia di Verona, che si sono uniti in matrimonio in Spagna, stavano passeggiando ed erano stati pesantemente insultati per il loro orientamento sessuale. La provocazione era poi culminata in un pestaggio di uno dei due, che poi si era recato al pronto soccorso porgendo appunto querela. Ed ora torniamo nel Trevigiano per tornare a parlare del duplice omicidio di Rolle di Cison di Valmarino, perché a 6 mesi di distanza dal massacro dei coniugi Nicolasi è stato rintracciato quello che viene considerato un super testimone. Sentiamo. Si trovava con Sergio Papa nelle ore successive al massacro dei coniugi Nicolasi lo scorso marzo a Rolle e viene considerato un super testimone. Il marocchino Sharaf Eddine Bilani, 32 anni, residente a Mogliano Veneto, è stato ora rintracciato e arrestato dai carabinieri. Era stato convocato dalla procura come persona informata sui fatti, ma a quella richiesta non aveva mai risposto. Infine non si era più fatto trovare, malgrado nel frattempo fosse stato arrestato per spaccio di stupefacenti e fosse stato posto ai domiciliari. A suo carico era stato emesso un mandato di cattura per evasione, eseguito martedì pomeriggio. Il giovane nordafricano è stato fermato a Marghera dagli agenti della polizia locale e quindi condotto in carcere a Venezia. Insieme a Papa avrebbe girovagato tra il padovano e il veneziano nei giorni tra il duplice omicidio di Loris Nicolasi e la moglie Anna Maria Niola e il fermo del 36enne di Refrontolo accusato del delitto. Ora a Bilali sarà chiesto di riferire quanto gli ha raccontato Papa, che continua ancora oggi a professarsi innocente, malgrado sotto le unghie della Niola sia stato trovato il suo DNA e il contenuto compromettente delle conversazioni dei familiari intercettate dagli inquirenti. C'è apprensione per le sorti di una sedicenne di Mestre che martedì mattina si è allontanata assieme ad un ragazzo di 22 anni e non ha più fatto ritorno a casa. Secondo quanto si è appreso, la famiglia ha tentato invano di rintracciarla, ma il cellulare che aveva agganciato una cella a Milano risulta spento. I carabinieri si sono rivolti i genitori si sono rivolti ai carabinieri di Mestre, che hanno allertato stazioni, porti ed aeroporti ed hanno diramato la notizia anche alle altre forze di polizia. Sembra che la ragazzina abbia portato con sé una borsa con alcuni capi d'abbigliamento e altre cose per l'igiene personale. Il 22enne con cui la giovane si è allontanata è di nazionalità romeno-tedesca. Appelli sono stati diffusi anche in rete.
E restiamo nel veneziano perché ieri a Santa Maria di Sala si sono svolti i funerali di Mayla Beccarello, la 37enne uccisa dal marito a Cavarzare. Alla cerimonia presente anche la senatrice pentastellata Orietta Vanin. Chiede di rivedere le risorse da distribuire a regioni e comune per rendere operativo il piano antiviolenza. Sentiamo. Anticipare e precettare i segni e le azioni che potrebbero salvare la vita alle donne che in casa come fuori subiscono violenza anche solo psicologica dai propri compagni di vita. Di seguito ecco come dovrebbe funzionare il cosiddetto progetto contro la violenza e cosa manca alla sua effettiva attuazione. Il piano antiviolenza è un insieme di azioni coordinate nei territori che devono presupporre il coinvolgimento di molti enti ed istituzioni, in primis i comuni con la conferenza dei sindaci che deve chiedere alle ASL di prevedere servizi antiviolenza nei propri territori. Manca un coordinamento stretto ed importante con le questure che devono avere persone preparate all'accoglienza, ad accompagnare le donne che vogliono fare denuncia. Mancano strumenti adeguati negli ospedali, nei pronti soccorso, dove una donna ricorre quando veramente purtroppo ormai ha già subito violenze importanti e lì in quel momento delicatissimo bisogna mettere in atto tutte le azioni perché le donne non tornino nelle case dove i mostri le hanno massacrate, ma trovino accoglienza immediata in strutture adeguate, protette, dove possano essere seguite, accompagnate a fare la denuncia, ad allontanare le persone che hanno portato questa violenza nella loro vita. Quando una donna arriva al pronto soccorso è già tardi, la violenza è in atto da tempo e su questo dobbiamo essere tutti in prima linea. Restiamo nel veneziano, peschereccio taroccato, operazione della Capitaneria di Porto, ci aggiorna al telefono da Venezia Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno da Venezia, un'operazione ad ampio respiro, quella che ha impegnato gli uomini della Guardia Costiera che a Bari hanno sventato un tentativo di riciclaggio di pescherecci tra Monopoli e la città lagunare. Una imbarcazione è stata sequestrata a Pellestrina e si tratta di un peschereccio i cui documenti sono stati illecitamente trasferiti ad una motobarca da traffico decisamente più grande, vincolata dal Ministero a non poter esercitare l'attività di pesca. Lo scopo truffaldino era evidentemente quello di rivendere il nuovo peschereccio ad un prezzo vantaggioso rispetto a quello complessivo di acquisto delle due unità. Il tutto con conseguente truffa aggravata ai danni dello Stato, in violazione degli obblighi imposti, con il rischio di fare aumentare illegalmente lo sforzo di pesca. Il finto motopeschereccio è stato sequestrato a Monopoli prima che fossero completati i lavori di contraffazione. In parallelo il personale della Guardia Costiera di Venezia ha proceduto a sottoporre al sequestro penale anche il vero peschereccio ormeggiato in un cantiere navale di Pellestrina prima che con un abile colpo di pennello venisse utilizzato per la contraffazione. Alla magistratura di Bari sono stati deferiti il proprietario e il legale rappresentante della società armatrice dell'unità per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico nei documenti di bordo e uso di falso contrassegno di individuazione. Le indagini naturalmente proseguono e da Venezia è tutto, a voi. Torniamo ora a parlare dell'emergenza West Nile. L'epidemia cresce in Veneto e Padova, la provincia più colpita. Il comune avvierà una distribuzione gratuita di pastiglie antilarve nei mercati cittadini. Sentiamo. 7 interventi straordinari di disinfestazione seguiti ai 7 casi riscontrati, azioni coordinate con il tavolo dei sindaci convocato anche venerdì scorso all'ULSS. Il comune di Padova prosegue in stretta sinergia con i territori vicini la campagna contro la diffusione del virus West Nile. Il prossimo passo, i controlli per l'apertura delle scuole. Noi in realtà ci stiamo muovendo in vari modi in tutta la città e quindi anche nelle scuole. Ovviamente stiamo seguendo la
nostro programma ordinario, siamo già al 6° ciclo di interventi larvicidi, oltre a quelli nei parchi pubblici. Sta proprio iniziando oggi il 6° ciclo. Però interverremo ancora di più, intervenendo per esempio sui fossati, su cui non era previsto un programma finora, dando una nuova distribuzione di pastiglie. Il Comune nell'acquisto affiancherà i privati, nel frattempo inizieranno una serie di iniziative mirate rivolte ai cittadini. Nel mese di luglio abbiamo cominciato a incontrare la cittadinanza a metà luglio nelle piazze e nei mercati per fare informazione e fare distribuzione di pastiglie, ed era già previsto che lo facessimo, riprendessimo a settembre. Anticiperemo la cosa e cercheremo anche di avere un'informazione capillare porta a porta. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri TG, torniamo a Padova, ora dove le forze dell'ordine sono vicinissime ad identificare il ladro seriale che ha assaltato di notte 2 bar del centro storico. Polizia e carabinieri hanno una immagine del ladro seriale che sta colpendo di notte nei bar del centro storico. Un paziente lavoro per arrivare a identificare la sagoma all'opera prima da Baessato in largo Europa, quindi martedì notte al Pedrocchi, dove ha sfondato la porta a vetri di ingresso. Più i danni che i soldi, opera quasi di certo, secondo il questore Fassari, di un solitario che sta sfidando le istituzioni. Al vaglio le immagini delle telecamere in funzione anche intorno al celebre caffè, dove pare che l'allarme l'altra notte non abbia funzionato. E con il prossimo servizio andiamo nel Vicentino, a Valstagna, dove un gruppetto di adolescenti è stato fermato dai carabinieri dopo che era stato appiccato un incendio nel cortile di un'azienda abbandonata. Torna sotto i riflettori l'ex Lametal di Valstagna, l'azienda che ha chiuso i battenti quasi 5 anni fa, lasciando a casa una quarantina di operai di cui ci eravamo ampiamente occupati nei nostri TG. La struttura, oggi completamente abbandonata, è meta dei soliti sbandati o di ragazzini che si mettono alla prova facendo stupidaggini, come è successo l'altra sera, quando i carabinieri hanno pizzicato 11 adolescenti, maschi e femmine, tra i 14 e i 15 anni, tutti residenti in zona, che avevano appiccato il fuoco a scatoloni e bancali di legno all'interno del cortile dell'edificio. Una bravata, hanno detto loro i militari, ma le cose potevano diventare molto più serie e intanto è scattata la segnalazione alla procura dei minori. Quasi 90 giorni di angoscia per una famiglia che vive nella periferia di Vittorio Veneto e che cerca il proprio caro scomparso l'8 giugno scorso in Cadore mentre andava a Lumache come ogni anno. L'ultima chiamata la mattina stessa della scomparsa, poi il nulla. Verso le 15 la moglie aveva provato a chiamarlo ma il telefonino risultava spento. L'auto dell'uomo è stata ritrovata la sera stessa lungo un sentiero. 2 giorni dopo è stato ritrovato il cappello dell'anziano sul greto del Piave. Le ricerche, dopo giorni appunto di ricerche serrate, sono state sospese. Si pensa ad un incidente, ma la figlia non ci sta e lancia un appello su Facebook. Sentiamo. Sono Monica Ghirardo e la figlia di Giocondo Ghirardo. Il mio papà, che è lui, è scomparso praticamente l'8 giugno e sono 2 mesi e mezzo più o meno che si fatica anche a dormire qui, perché è una tragedia indescrivibile. Io non chiedo altro che proseguire le ricerche perché così non sapere dov'è, non sapere che fine ha fatto mio papà è una cosa che ci sta logorando tutti quanti, mia mamma, il fratello e tutti i parenti più stretti. E vorrei tanto ringraziare intanto le forze dell'ordine perché sono stati molto bravi, però insisterei con il prefetto e con chiunque possa darmi una mano per continuare le ricerche di mio papà. Vi prego, aiutatemi.
A Vicenza ora con l'ennesimo blitz antispaccio in Campomarzo, 3 cittadini stranieri che sono stati espulsi, sequestrata marijuana ed hashish. Vediamo. 195 persone identificate, 3 gli arrestati, 6 denunciati, 3 quelli accompagnati al centro permanente per il rimpatrio di Torino, tutti con precedenti penali, 2 i fogli di via obbligatori, sequestrati 186 grammi di stupefacenti più il maxi sequestro di 21 kg di hashish in un'operazione congiunta di varie squadre mobili, compresa quella di Vicenza. Questi i numeri di quelle che sono state ribattezzate come le 48 ore di legalità, iniziate nel pomeriggio di martedì e conclusesi nella serata di mercoledì e che hanno visto Campomarzo al setaccio. Un'operazione di prevenzione e repressione, una risposta alla richiesta continua di sicurezza in quest'area. Se c'è preoccupazione, premura sul tema della sicurezza, io posso solo dire che qui noi ci impegneremo ogni giorno sempre di più. Il cittadino ha il diritto di vedere i poliziotti in strada, ha il diritto di poterli chiamare, di chiedere soccorso e di essere rassicurati anche solo dalla loro presenza. Sicurezza che oggi a Vicenza si declina anche attraverso il servizio della polizia in bicicletta e nelle prossime ore con il ritorno anche del servizio di polizia in motocicletta con 2 quelli in dotazione. Siamo tornati a Campomarzo il giorno dopo però. L'effetto blitz sembra essere svanito o meglio non esserci stato. Sotto i nostri occhi lo scambio denaro stupefacente, i bivacchi, il non rispetto delle regole anche le più banali come il non andare in bicicletta, ovunque per terra vetri di bottiglie rotte, lattine e siringhe monouso ai piedi degli alberi. Unica isola felice il parco giochi recintato con tanto di custode e per entrare bisogna suonare, per arrivarci bisogna passare però per Campomarzo. Ci sono sempre queste persone che spacciano droga, si vede, cioè non è una cosa che è nascosta. Io come mamma ho paura, non mi è capitato che qualcuno mi colpisse o una cosa del genere, però mi hanno proposto, cioè non puoi neanche superare. Si muovono in gruppetti, vanno e vengono in bicicletta e nonostante i controlli costanti la loro presenza non diminuisce. L'80-90% delle persone controllate era regolare, aveva titolo a stare sul territorio nazionale. Il permesso umanitario in tasca o il ricorso per ottenere il permesso di soggiorno gli consente di rimanere sul nostro territorio, anche se per vivere magari spacciano. Ed ora allo sport con un'altra medaglia internazionale per la freccia di Dosson di Casier, Davide Paoli, che è salito sul podio ai campionati europei di pattinaggio corsa in svolgimento in Belgio. L'atleta della polisportiva Casier ha vinto il bronzo nei 200 metri sprint della categoria juniores, gara che dopo le sfide in pista ha inaugurato il programma tecnico della strada. Per il trevigiano, 18 anni, studente liceale al Da Vinci, anche la soddisfazione di aver realizzato il miglior tempo in assoluto nella fase di qualificazione. Il bronzo nei 200 rappresenta la terza medaglia internazionale conquistata dal giovane trevigiano. L'anno scorso al debutto in azzurro il promettente atleta di Dosson aveva vinto un argento nel giro sprint ed un bronzo nei 100 metri in corsia ai campionati europei in Portogallo. Ed era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo su tutto il nostro territorio, ma con i soliti disturbi sui rilievi. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi, cielo sempre sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 31 e 34 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige.
Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali possibili un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.